Benvenuti al punto, benvenuti qui a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Aiello del Friuli, Roberto Festa. Buongiorno a tutti. Benvenuto sindaco. È facile dire che Aiello è sempre festa, insomma. Assolutamente sì, è una vita che faccio feste. Benissimo, allora sindaco, com'è la questione del bilancio per esempio di Aiello? Come siete messi? Ma diciamo che tutto sommato il Comune di Aiello del Friuli è sempre stato ben amministrato. Dal punto di vista del bilancio, un bilancio solido, un po' sconta le difficoltà un po' di tutte le amministrazioni che oggi con la spesa corrente hanno estreme difficoltà. Infatti io dico sempre a tutti quelli che mi chiedono, paghiamo, finché abbiamo soldi paghiamo e quando non avremo più soldi vedremo che cosa fare, insomma, ecco, tenendo presente che abbiamo un avanzo di amministrazione comunque discreto per 700 e qualcosa mila euro per opere pubbliche, quindi diciamo che un salvagente sicuramente c'è. Ecco, Ecco, un'amministrazione diciamo oculata, ecco, in sostanza. E per le tasse come vi siete regolati? Ma diciamo che per anni abbiamo sempre cercato di mantenere inalterato, l'amministrazione precedente alla mia per questioni di equilibri aveva dovuto aumentare un po' l'IRPEF locale, quindi sostanzialmente adesso vedremo cosa si può fare, però ripeto, essendo La situazione è un po' la situazione complicata, no? è da capire cosa succederà con gli interventi che anche ieri il dottor Draghi, il nostro Presidente del Consiglio, ha detto che verranno attuati a favore delle pubbliche amministrazioni. E quindi questo insomma siete in attesa. E state anche rivedendo un po' le convenzioni, no? Mi pare di capire. Sì, diciamo che ecco, questo è uno dei NEI, avevamo messo noi assolutamente in preventivo nella nostra campagna elettorale, è un problema delle convenzioni. Molto spesso si pensa che grande è bello, mettiamoci tutti insieme, in alcuni casi può essere anche vero. Molto spesso però le convenzioni sono onerose e soprattutto hanno un bassissimo riscontro su quello che è la popolazione. Noi oggi abbiamo in piedi 3 convenzioni sostanzialmente che riguardano Polizia Municipale, il personale e i tributi, che però penso entro giugno, visto che sono i tempi tecnici, di andare a sciogliere nei confronti degli altri comuni in modo tale dal 1° gennaio 2023 di avere il personale in casa, soprattutto gestire il personale in casa, ma anche andare a recuperare una parte di quella spesa corrente che, come dicevo prima, è carente. E quindi con personale dovete regolarvi un po' diversamente. Ma insomma, diciamo no? il personale tutto sommato noi l'abbiamo dato nel, tra virgolette, prestito delle convenzioni, per cui sicuramente abbiamo un discreto numero del personale che riesce a supportare quello che è il carico di lavoro. È chiaro, siamo un piccolo comune, siamo 2200 abitanti, però rispetto a tanti altri comuni anche più grandi dal punto di vista personale siamo abbastanza a posto. Come segretario comunale avete a scavalco? Probabilmente Il segretario no. comunale ormai Perché è una chimera, chi che ce li ha se li tiene, chi fa il segretario vedo che fa 4-5 comuni ed è impensabile. Ecco, questo è anche uno dei grossissimi problemi dell'amministrazione pubblica. Noi abbiamo la nostra vice segretaria che è dipendente interna, che svolge il ruolo di segretario sostanzialmente con tantissima buona volontà, ma chiaramente la capacità di un segretario è diversa. Auspichiamo questo intervento della Regione sui segretari di caratura regionale che possa in qualche modo andare a chiudere quei vuoti che ci sono in tutta la Regione. Ecco, poi c'è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo PNRR, che comunque sia dà molti problemi alle amministrazioni perché il tempo è quello che è, bisogna trovare il personale, insomma i progetti ci sono, ma... La volontà di riuscire a mettere le mani su questi fondi credo che sia una cosa che tutti gli amministratori, a cui tutti gli amministratori ambiscono, ma è di estrema difficoltà per via del ridotto numero di personali e poi perché questi progetti molto spesso sono ragionati e calibrati per strutture enormi. Noi ne abbiamo affrontato uno, che non so come andrà, per un recupero importante all'interno del centro abitato,
Però io quando l'ho affrontato abbiamo cercato di farlo nel migliore dei modi, con un architetto, un ingegnere che ci ha dato una mano, personale del comune, e l'abbiamo imbastito, ma oggettivamente ti dicono è un contributo per i comuni sotto i 3.000 abitanti, ecco, questo è solo il titolo, in realtà è calibrato per una città come Udine oppure per un'altra struttura. Però giustamente ci si deve almeno provare sperando di portare a casa qualcosa. Di arrivare in graduatoria in sostanza. Ma poi ci sono i lavori pubblici, no? Di ordinaria amministrazione, così chiamati. Diciamo che di lavori pubblici si può parlare all'infinito. Il dramma dei lavori pubblici oggi è che magari anche riuscendo ad attingere su delle contribuzioni o comunque facendo fronte con l'avanzo di amministrazione, spesso vedo, non ultimo leggevo stamattina, la rinuncia del cantiere dell'ISER da 16 milioni di euro perché le imprese non reputano più remunerativo, anzi potrebbe essere un bagno di sangue affrontare un cantiere. Quindi questo è uno dei grossi problemi. Per quanto riguarda la realtà specificatamente nostra, noi già dall'inizio avevamo intenzione di imbastire una piazzola ecologica che servisse il comune senza andare in giro per il mondo a portare i nostri rifiuti, l'abbiamo inserita nelle opere pubbliche ed è la prima opera pubblica che andremo a fare. E poi sperando, ripeto, in questi fondi PNRR che potrebbero essere una grande boccata di ossigeno, con la concertazione con la Regione per un'altra opera importante che pensiamo di fare, queste sono grosse opere. Grosse ovviamente rapportate al nostro livello. Chiaro. Chiaramente poi abbiamo dei fondi che sono quei fondi che arrivano dallo Stato un po' a pioggia per fare piccoli interventi, insomma, però ti dicono ti do 10.000 euro IVA compresa per sistemare le strade, capite che con 8.000 euro più IVA si sistema qualche tombino, eccoci, però sicuramente queste cose sono da fare, portare avanti. Un ritocchino magari al piano regolatore generale è previsto? Diciamo, il piano regolatore generale nostro è un po' datato, sicuramente è da rivedere completamente, era nel programma elettorale, però diciamo che rifare un piano elettorale, un piano regolatore ha un costo non da poco, ma sarà sicuramente affrontato nella legislatura. Ecco, poi ci sono sempre le associazioni, il volontariato, io ho avuto modo di toccare con mano, insomma, la vostra realtà molto viva, molto diciamo importante, che insomma. Aiello da quel punto di vista lì è estremamente vivace, ci sono diverse associazioni che si occupano soprattutto di cultura, di sport purtroppo un po' meno, ma dal punto di vista culturale è estremamente vivace. Noi abbiamo anche diciamo, la fortuna di avere un numero di meridiane enorme, fortuna grazie al lavoro di qualcuno, infatti siamo conosciuti come il paese delle meridiane. Ne inaugureremo proprio domenica prossima una importante dedicata al nostro concittadino Enzo Berzot, nato a Ioannis, perché se non lo dico quelli di Ioannis si offendono, ma nato a Ioannis, nel territorio di Aiello. Andremo appunto a inaugurare questa importantissima meridiana che è un qualche cosa di estremamente particolare, ha forma di un pallone da calcio fatto di esagoni e pentagoni, con sopra scritte alcune cose riguardo a un grande che ci ha dato la soddisfazione di essere campione del mondo nell'82, quindi ci sarà questo. Quindi le meridiane sono sicuramente un aspetto importante, abbiamo il più grosso museo della civiltà contadina imperiale, perché non dimentichiamo che Aiello fino alla fine della prima guerra era sotto regime asburgico, quindi sicuramente ha vissuto secoli di storia dall'altra parte del confine ed è uno dei più grossi musei che c'è in circolazione. E poi, come dicevi prima, tantissime persone che si dedicano a presentare libri piuttosto che a fare conferenze. Sì, diciamo che Aiello è molto, molto vivace da questo punto di vista. Ecco, poi sono sempre i rapporti con la Regione che avete tutti i comuni. Adesso sugli scudi è la questione della sanità, no? Che un po' tutti i sindaci in qualche modo, non dico levano un grido di dolore, ma comunque confutano, criticano, fanno delle proposte, eccetera, e quindi il rapporto è sempre difficile, in un momento anche complicato dal punto di vista delle casse, no?
la pandemia ha dato un buon colpo, ma in ogni caso bisogna trovare delle soluzioni, no Sindaco? Diciamo che sicuramente il problema della sanità è un problema estremamente complesso che riguarda tantissimi aspetti. Per quello che riguarda noi in modo particolare scontiamo, come purtroppo altre realtà, la mancanza di un medico, diciamo, di almeno un medico sul nostro territorio. Che è molto difficile. Infatti nell'ottica del recupero di un edificio che ho ereditato sostanzialmente dall'amministrazione precedente, abbiamo cambiato la destinazione d'uso e andremo a fare 2 ambulatori, di cui uno sicuramente verrà messo a disposizione ci tengo a lanciare proprio qua un messaggio, un appello, quasi gratuitamente troveremo la forma per far sì che un medico possa in qualche modo venire ad Aiello e gestire Aiello e i comuni limitrofi, perché ci sono diverse persone che ovviamente non hanno l'iscrizione al medico di famiglia e questo è un problema. Legato a questo, per quanto riguarda l'assistenza, noi abbiamo anche il problema della casa di riposo, abbiamo una casa di riposo totalmente comunale gestita dal comune di 60 posti letto, che impegna una buona parte del nostro bilancio e che capirete tra aumenti di costi di gestione, aumenti di tariffe per l'energia, ci sta veramente mettendo in difficoltà. Non nego che avrò a breve un incontro con il vicepresidente per cercare di capire anche quali sono gli intendimenti della Regione in questa ottica. Questo è un momento anche un po' difficile, no? Un momento che vi porta anche ad accogliere dei profughi, perché tutti i comuni, anche voi, mi pare avete un progetto. Beh, diciamo noi avevamo un progetto che era stato fatto dalla precedente amministrazione, un progetto legato a un numero di migranti, 6 siproimi sostanzialmente, poi per diverse vicissitudini che non sto qui a spiegare perché ci vorrebbe mezz'ora solo per quello, comunque andremo a un progetto che andremo a chiudere, diciamo, il 31 di agosto di quest'anno invece che il 30 di giugno dell'anno prossimo. Invece sì, ci sono alcune famiglie provenienti che scappano dalla guerra, famiglie, donne con bambini, sono ospitate presso alcune famiglie di Aiello, alle quali stiamo cercando in qualche modo di dare disponibilità e una mano. Bene, allora grazie al sindaco di Aiello, Roberto Festa, che ha delineato molto bene tutta la situazione di Aiello. Naturalmente io faccio mio l'appello del sindaco di andare a visitare il Museo Imperiale, perché è una bella cosa, ce l'abbiamo qui sul posto ed è giusto che conosciamo le nostre bellezze e, se permettete, anche le perle, diciamo così, di un regime che non c'è più, che però ha interessato la nostra terra. Grazie mille ancora al sindaco. Grazie a voi, grazie. Naturalmente le porte sono sempre aperte qui a Telefriuli e al Punto. Grazie ancora Roberto e alla prossima.